Con te finiamo il nostro festival oggi, quindi finiamo proprio in bellezza con Enrico Galliano. Qui con noi sono oggi la settima classe, che sarebbe la seconda media italiana, la settima classe della scuola Bernardo Benussi di Rovigno. Ciao Rovigno! Ciao! Ecco, e poi c'è la seconda M del ginnasio scientifico matematico di Fiume. Ciao Fiume! Ciao! Ciao! Ecco, guarda, salto l'introduzione, intanto ti conoscono, che dire, Enrico Galliano, scrittore, insegnante, però ecco, loro hanno preparato, guarda, delle domande toste, vedrai, sono proprio belle, belle toste. Però come avevamo fatto nel primo incontro, voglio prima introdurti un po' e far conoscere un po' il Galliano adolescente. 2 giorni fa abbiamo avuto nostro ospite, è stato nostro ospite Gabriele Clima, che tu evidentemente conosci, e che ci ha detto che anche lui era un po' un ragazzo diverso, ed era anche un po' ribelle, però ci ha detto che i ragazzi in effetti è giusto che siano ribelli e devono ribellarsi ed è giusto che lo facciano, ovviamente nei limiti della legalità. Ecco, com'era Enrico? Era ribelle? Era diverso? Era un bravo ragazzo? Com'era? Ragazzi, purtroppo cioè, è stato un po' una tragedia la mia infanzia e adolescenza, nel senso che diciamo che l'unico termine che mi verrebbe da usare, che forse descrive meglio quello che sono stato durante gli anni delle medie, dei primi anni delle superiori, è, perdonatemi se dico una semiparolaccia, ma sfigato. Cioè, diciamo che non avevo molto successo dal punto di vista del popolare, ecco, soprattutto con quello che a me interessava di più, cioè le ragazze. Con le ragazze proprio malissimo, male, male, male. E vi do solo la misura di quanto male andava, così ci capiamo. Una cosa che ho fatto in terza media, se non sbaglio, durante un compito di italiano, un tema, no? Siccome vedevo che proprio, nonostante insomma ci provassi in qualche modo, ma zero, un giorno alzo la mano insomma durante il compito e chiedo di andare in bagno. Chiedo di andare in bagno, ma non vado in bagno nel bagno dei maschi, no, 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 no. Vado nel bagno delle femmine e non per fare cose sconce, strane, non preoccupatevi, c'è niente di tutto ciò, semplicemente mi sono armato di questo, che non era questo, ma insomma è un pennarello indelebile, va bene? E sono andato a scrivere sul muro del bagno delle femmine questa frase: Galliano, che è il mio cognome, Galliano sei figo. Perché così ho pensato. Adesso tutte le ragazze della scuola vengono in bagno, no? Sì, bene, vengono in bagno, vedono la scritta e magari pensano, ma vedi che a qualcuno piace questo, non è che magari adesso provo a guardarlo anch'io com'è, chissà com'è. Ed è stata, cioè aveva un senso questa operazione, no? Era un'operazione di marketing la mia, ma purtroppo non è stata molto intelligente perché avrei dovuto cambiare almeno calligrafia, cioè scriverlo con una grafia diversa dalla mia. E il problema è che, sapete com'è con la sfortuna, no? Si dice che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Chi andò in bagno dopo di me? La mia compagna di banco, che fra l'altro era quella che mi piaceva, cioè oltretutto era quella che mi piaceva. Andò in bagno lei conosceva benissimo la mia calligrafia perché eravamo in banco insieme, va in bagno,
vede la scritta, torna indietro, poi io non sono capace di raccontare bugie, se ci provo, torna in classe, mi guarda e mi fa, sarai mica stato tu. E io che non sapevo mentire, insomma, ecco, quindi dopo, penso un'ora, tutta la scuola sapeva che avevo fatto sta cosa e quindi figuratevi voi quanta fortuna in amore io possa mai aver avuto dopo questa scena. Per il resto, a parte queste disgrazie, insomma, ero un ragazzino un po' considerato dai miei coetanei un po' strano, perché facevo delle cose un po' strane rispetto ai ragazzi della mia età, magari me ne stavo molto da solo, poi avevo sta cosa che cantavo sempre a voce alta ovunque, io dovevo cantare sempre. Non dico che mi prendessero un po' per il matto, ma insomma una via di mezzo fra un po' matto, ecco, così. E quindi questa è stata un po' la mia adolescenza e devo dire che però, vista con gli occhi di adesso, tolte le sofferenze, adesso quasi quasi posso dire di ringraziare quel periodo, perché forse se non avessi avuto certe piccole grandi disgrazie, chiamiamole così, forse magari non sarei diventato quello che sono adesso, quindi in qualche modo mi è servito. La cosa che si è mossa è che ho capito che questo doveva essere un libro sul momento in cui diventi grande, il momento in cui passi dall'adolescenza al diventare proprio grande, cioè ti affronti per la prima volta la vita con le sue bruttissime storture, con le sue anche sfortune, con le sue disgrazie, con le sue difficoltà e sei, come dire, chiamato in campo, no? Perché molto spesso la sensazione di quando sei giovane è che sei come in panchina che aspetti di entrare, no? Sei lì che aspetti di entrare dentro la partita. Ecco, io volevo raccontare cosa si prova nel momento in cui il tuo allenatore, di nuovo metafora calcistica perché, vabbè, è lì il mio mondo, il tuo allenatore ti dice dai, scaldati che devi entrare. È il tuo momento adesso. E in questo libro fa talmente paura questo momento che la protagonista scappa. Dice no, 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 non ce la fa, no, 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 no. E sparisce dalla circolazione e tutti dicono, ma dov'è? Che fine ha fatto? Vabbè, dovreste leggerlo per capire di cosa sto parlando, ma il concetto è proprio questo, no? La paura di diventare grandi, che è una paura che abbiamo avuto tutti, credo. Io ce l'ho in realtà ancora adesso, ancora adesso ho paura di certe responsabilità, di certe... perché non è semplicissimo, perché molti pensano che diventare grandi sia una cosa che fai una volta sola. Ah, boh, compi, non so, fai la patente, sei maggiorenne, non lo so, diventi grande, perché... Invece ho scoperto negli anni che è una cosa che puoi fare tante volte, o non fare. Appunto, puoi fare tante volte l'errore di dire no, no, non entro in campo, me ne sto fuori. Gioco. Diventi grande ogni volta in cui, ecco, decidi davvero di rischiare qualcosa e di metterti in gioco, di provare a evolverti, a cambiare, a sfidare anche te stesso più che gli altri. Te stesso, la grande sfida non è con gli altri, la sfida vera la fai proprio con te stesso. Ed è la sfida più difficile perché tante volte la perdi o addirittura, come dicevo prima, non la giochi. E quindi, ecco, alla fine, grazie al cielo, è venuta questa idea appunto di trasformare il libro in questo momento qui. Ed è un momento in cui, ecco, c'è una frase molto bella di un poeta americano, se non sbaglio, Alden Nolan, che dice che diventi adolescente il giorno in cui ti accorgi che tutti gli adulti sono imperfetti e diventi un adulto il giorno in cui ti accorgi che anche tu sei imperfetto e lo senti proprio bene e diventi invece un saggio il giorno in cui ti perdoni per non essere perfetto. Vai Lana. C'è qualcosa del suo passato che racconta nei suoi libri? Lana? Lana. Cara Lana, allora, sì. Ma poi c'è anche quella domanda che io vedo qui, in quale libro ti senti più protagonista? Che possiamo anche, diciamo, mettere insieme a questa di Lana. Sì, grazie.
Grazie per la domanda, Lana, molto bella. E sì, credo che in realtà tutti i miei libri siano fatti di cose vere, cioè o che sono successe a me e io naturalmente nel raccontarle le ho un po' trasformate, trasfigurate. Per esempio, ti faccio un esempio, no? Nel mio secondo libro che si intitola Tutta la vita che vuoi, i tre protagonisti rubano una macchina e scappano. Se poi vai a leggere L'arte di sbagliare alla grande, che invece è una sorta di quasi autobiografia dove parlo di tutti i miei errori peggiori che ho fatto nella vita, ecco, nell'arte di sbagliare alla grande, a un certo punto troverai un capitolo dove si racconta di quando io ho rubato una macchina. Adesso l'attenzione degli studenti improvvisamente schizzerà in alto. Ma come? Professore, ha rubato una macchina? Eh sì, purtroppo sì, l'ho fatto davvero e se vuoi capire poi come è andata a finire devi leggere il capitolo dove se ne parla nell'arte di sbagliare alla grande, però ecco, capisci, vedi, una cosa che ho fatto io alla fine un po' cambiata è diventata quello che hanno fatto i protagonisti di una storia inventata. E così è pieno poi anche negli altri di piccole cose che sono successe a me o addirittura cose che magari ho visto nella mia famiglia, cose un po' brutte perché ho avuto una, diciamo, infanzia e adolescenza un po' travagliata. La mia famiglia era praticamente come la famiglia di Gioia, ecco, molto simile alla famiglia di Gioia. E questo, scriverlo, vedi, mi ha anche aiutato a fare un po' la pace con certe cose che alla tua età, cara Lana, mi facevano stare malissimo. Eh, come puoi immaginare. Poi io adesso faccio l'insegnante, quindi lo so ancora meglio perché molti dei miei studenti diversi miei studenti hanno avuto e hanno storie molto complicate. Ecco, cerco sempre di dire loro, trova il modo di raccontarle queste cose, scrivile oppure trasformale non so, in una musica, in una pittura, in qualcosa che tu possa proprio esprimerla fuori, perché ti può veramente, non dico guarire, ma se non altro può alleviare il peso che hanno sti macigni che ti porti dentro nello zaino insieme ai libri tutti i giorni quando vai a scuola. E la scrittura, quindi, vedi, trasformare la vita vera in scrittura, soprattutto nelle sue parti più dolorose, ti permette di rendere il dolore diverso, non è più qualcosa che ti fa così male, è qualcosa quasi dolce a un certo punto, addirittura, in certi casi. E poi se l'altra domanda collegata a questa, se c'è un libro in cui mi sono messo di più dentro, beh, quello che hai in mano tu, perché l'arte di sbagliare alla grande praticamente è una collezione di errori tremendi che ho fatto nella mia vita con le persone, con i miei studenti, errori che ho fatto io da solo, per cercare di spiegare il valore poi in realtà dell'errore come forma di conoscenza di sé, no? Attraverso gli errori noi conosciamo noi stessi. Allora in quel libro lì ho messo tutto, anche certe cose che forse era meglio non raccontare, come questa qua della macchina rubata, forse era meglio non metterla, ma poi ho pensato no, penso che il lettore si meriti il meglio, cioè si meriti la cosa che non gli devi nascondere niente, insomma, non ti devi... E allora ho fatto questa scelta un po' matta. Tanti mi hanno detto, ma tu sei matto a dire queste cose in un libro, ma cosa fai? Fai il professore poi, non puoi farlo, invece no. Sono fermamente convinto che il migliore insegnante sia quello che oltre a essere severo con gli altri, è severo con se stesso prima di tutto. Severo, sai, è una parola molto bella perché viene proprio da vero. Una delle radici di questa parola è l'onestà, l'essere veri, dire le cose come stanno. La severità non è nell'essere cattivi, è nel dire le cose come stanno, senza addolcirle, senza... E quindi sia la severità verso, ma anche verso di sé, e quindi ammettere di essere stati anche molto stupidi a volte nella propria vita, credo che possa servire a non costruire un'immagine falsa di te. Ecco.
Una domanda un po' così che non riguarda forse tanto i suoi libri, ma Enrico, ecco, lavora nel mondo della scuola. Sei il prof che tutti avrebbero voluto avere, e credo che i ragazzi siano d'accordo e sognano tutti di avere dei professori così, e io spero che ce li abbiano comunque. Però ecco, sei uno di quei prof che veramente tutti noi che siamo un po' più in là con l'età avremmo voluto avere, un prof che ci ascolta, un prof con il quale si può parlare, si può chiedere. Ma secondo te cosa bisognerebbe cambiare nella scuola di oggi? Stiamo parlando, cioè, vabbè, noi stiamo parlando di due paesi diversi, però vabbè, Friuli, Venezia Giulia e Croazia siamo abbastanza vicine. Non parlo tanto delle strutture scolastiche, perché per dire, noi qui possiamo anche essere più che soddisfatti delle strutture, degli spazi, delle scuole. Parlo proprio diciamo, del sistema scolastico, che credo siamo lì, insomma, siamo molto vicini. Ma io vedo semplicemente anche guardando le vostre classi che sono esattamente come le mie nella disposizione. Certo, il Covid e tutto quanto, però già da qua si capisce che come da noi è una scuola ancora improntata a un'idea del passato, cioè una scuola in cui l'insegnante sta dalla cattedra e dispensa il sapere dall'alto, no? Quando invece adesso le cose sono cambiate, proprio non c'è più bisogno di questa cosa, di questa roba qua, dello studente che sta lì e ascolta, cioè la conoscenza, la cultura è un fatto in realtà coevolutivo, cioè un fattore che l'insegnante deve imparare mentre è in classe, anche lui. E fortunatamente si stanno un po' aprendo delle strade, per esempio la didattica laboratoriale, alla disposizione diversa dei banchi, che non sono più neanche dei banchi, ma sono delle scrivanie su cui si sta in gruppo, oppure delle classi dove c'è la zona, dove c'è una cosa, poi un'altra, poi un'altra. Ecco, una scuola che rimette al centro la relazione, il rapporto umano con gli studenti, e questo lo puoi fare solo se riduci il numero degli studenti, cioè purtroppo è un grande male che non so se affligge anche voi, ma da noi ci sono queste classi di 25, a volte anche 30 studenti, e come diavolo fai a creare un rapporto con 30, no? Le classi dovrebbero essere al massimo di 15, ma massimo, massimo. Già 15 è tanto. Comunque questo, e poi ecco ci vorrebbe forse una nuova impostazione anche nel modo in cui gli insegnanti, non so da voi come funziona, vengono reclutati, ecco. Al primo posto non dovrebbe essere il punteggio, diciamo, non dovrebbe essere una questione solo formale di quanti punti hai, ma dovrebbe esserci si dovrebbe tenere conto degli aspetti motivazionali. È un lavoro che richiede molta motivazione, molto entusiasmo, se manca quello, tu puoi anche conoscere la Divina Commedia a memoria, ma se non hai quel tipo di sentimento che ti porta, proprio che ti attrae verso i giovani, credo che insegnare sia amare quello che insegni, ma anche tantissimo amare quelli a cui lo insegni. Se manca una delle due, se manca la competenza a livello, no, e se manca l'amore, non vai da nessuna parte. E purtroppo è una cosa, un difetto che c'è, fortunatamente non in tanti, ma c'è, ed è una delle cose che si potrebbero, secondo me, toccare, ecco. Ma tu mi hai fatto una domanda che potrei parlare per 2 ore. Sì, lo so, però ecco, uno spunto anche per i nostri prof che ci stanno ascoltando. Come ci si sente a essere uno dei migliori insegnanti d'Italia? Beh, grazie per questa domanda, ma in realtà diciamo che quando lo dicono alle presentazioni è sempre una cosa che fa tanto piacere, perché no? Cioè, quando me l'hanno comunicato 6 anni fa ormai, 5 o 6 anni fa, non mi ricordo, insomma, quando mi è arrivato il messaggio che me l'hanno comunicato, l'ho fatto, ho girato tutti i parenti, sai, ecco qua, vedete, non è stato buttato via gli anni dell'università, sono serviti a qualcosa, ma
poiché faccio questo lavoro, io so benissimo che è una cosa impossibile da decretare, da stabilire. Come fai a capire se uno è migliore di un altro come insegnante? Non è possibile, perché anzitutto è un lavoro che dipende molto dallo stile che hai, cioè da come sei tu e il tuo modo, e magari ci sono insegnanti che hanno uno stile totalmente diverso dal mio, ma che riescono a entrare nel cuore dei loro studenti e soprattutto a farli crescere, a farli diventare più sani e più forti, eccetera. E quindi sì, da un lato mi fa molto piacere, ma dall'altro io so benissimo che è una targhetta, come dire, da mettere lì, ma che non ha... credo che anzi l'insegnante migliore sia quello che si mette sempre in discussione, cioè che ogni giorno si chieda: dov'è che ho sbagliato oggi? Cosa avrei potuto fare di meglio? Cosa avrei potuto, no? Che non si sente mai arrivato, ecco. Ed è per quello che quella parte lì cioè non ci do grande peso. Ci danno più peso gli altri di quello che gli do io, insomma. Sì, beh, però comunque è bello sapere quando i ragazzi vogliono parlare con te e ti chiedono il tuo aiuto o anche un semplice consiglio, no? E quella è la conferma che lo stesso sei un bravo prof, no? Sì, le conferme arrivano in realtà in un altro modo, appunto. Arrivano quando ti arriva il messaggino del tuo studente che non senti da 5 anni, che ti scrive, che alla maturità si è ricordato di una tua lezione e ha usato quella cosa là che gli hai fatto in prima media, magari, oppure quando ti mandano le loro foto con i bambini o quando li incontri per caso e ci scambi 2 parole e vedi che sono contenti di vederti. Queste cose qua sono i veri trofei, ecco, secondo me. Se ci fosse un errore che lo vorrebbe ripetere, è uno che proprio non vorrebbe ripetere mai più. Bella, chi sei? Posso sapere il tuo nome? Linda. Ciao Linda, ciao, bellissima domanda, perché mi permette di dire una cosa in cui credo molto. Cioè, io sento spesso dire la frase: ah, io gli errori che ho fatto li rifarei tutti. Io invece penso: col cavolo, magari potessi tornare indietro e qualcosa di... Per esempio, no? Ti racconto questa, cara Linda, però ti avviso già da subito, allarme spoiler: a un certo punto tu mi dirai: no, non è possibile che l'hai fatto davvero. Cioè, quando avevo 17 anni io mi sono innamorato di una ragazza che si chiamava Roberta e vabbè, diciamo che era un livello di innamoramento veramente di quelli terribili, cioè ero proprio andato, non dormivo. Per spiegarti il punto, cioè ero andato in profumeria, avevo preso gli stickers, quelli là di carta, no? Quelli là così, avevo spruzzato il suo profumo sullo sticker e la sera prima di andare a dormire io mi addormentavo annusando il suo profumo, cioè ti rendi conto di quanto stavo messo male? Ho letto insegnante nel libro. Ah, ma l'hai letto allora? Mai studiato? Non ho finito di leggere, ho cominciato, però intendo finire, non avevo tempo, quindi vabbè, però finirò poi lì. Allora, guarda, lo racconto per i tuoi compagni che magari non l'hanno letto, che delle altre scuole, non lo so, questa scena, insomma, per cui ero talmente innamorato che, e vabbè, però appunto io non avevo molta speranza con lei, non avrei mai pensato di riuscire a... Fatto sta che un giorno questa Roberta mi ha telefonato a casa, lei ha chiamato lei me e mi ha addirittura invitato a vedere la partita della finale dei mondiali a casa sua, da soli, perché i suoi genitori non c'erano, erano andati a vederla da un'altra parte, cioè io ero di fianco seduto sul divano con la ragazza dei miei sogni, quella che mi addormentavo col suo profumo, e quando ce l'ho avuta lì di fianco le ho detto, pur essendo innamorato di lei, le ho detto: Roberta, io vorrei essere solo tuo amico. Non voglio che succeda niente fra noi, voglio che siamo solo amici. Ok? E tu che l'hai letto forse la sai la cosa, però insomma il motivo per cui l'ho fatto è perché in realtà io ero sempre stato quello
che riceveva delle porte in faccia, che si veniva, che quando ci provava con una ragazza rispondevano sempre no, ma tu sei un amico, sei il mio migliore amico. E allora stavolta ho detto ti frego, te lo dico prima io, così tu non me lo puoi dire dopo. Tu mi hai chiesto, ci sarebbe un errore che non rifarebbe? Ecco, io se potessi avere la macchina del tempo e tornare indietro, andrei lì su quel divano e farei l'unica cosa sensata da fare, cioè prendere, guardare negli occhi Roberta e baciarla fino a che non tornano i suoi genitori. Questo è quello che farei. Bello. Invece se c'è un errore che rifarei, se tu mi chiedi qual è un errore che io rifarei, è più difficile sicuramente perché di nuovo se potessi li cambierei, però ecco, tutti gli errori che sono stati delle deviazioni, che poi mi hanno portato a scoprire delle cose nuove. Ti faccio un esempio banalissimo, quest'estate sono andato via in bicicletta da solo fino in Trentino Alto Adige e a un certo punto mi sono mezzo perso, no? Perché ho fatto una deviazione un po' sconsiderata, ecco, però facendo questa deviazione, che era un errore, no? È uno sbaglio, però sono finito su una bellissima pista ciclabile che affiancava proprio il fiume Brenta. E questa pista ciclabile durava tantissimo, era lunghissima e ho fatto una deviazione, ho allungato un po' la strada, ma sono stato felicissimo di farla perché ho visto tantissima bellezza che altrimenti mi sarei perso. A volte, ecco, facciamo errori che ci sembrano errori, ma in realtà ci portano più vicini a quello che siamo, a dove vorremmo davvero andare. Ok, posso fare ancora una domanda, già che ho letto il libro? Sono arrivata a questa parte. Allora, lui ha fatto la domanda tipo, tu sai chi sei? E io mi sono messa un po' a pensare, poi io sono ancora giovane, diciamo, cioè non è che ho fatto molto nella vita, però lei saprebbe adesso dire per se stesso cos'è. Bella domanda. Chi sei? 11:32, domanda filosofica delle 11:32. Io credo di essere un uomo che sta cercando di scrivere la storia più bella che lui abbia mai scritto. E sto sempre cercando di farlo. E sento che mi manca sempre un pezzettino per riuscirci. E allo stesso tempo sono un insegnante che cerca di fare la lezione più bella che ancora non è riuscito a fare. Insomma, c'è una canzone degli U2 che si intitola in inglese, traduzione significa non ho ancora trovato quello che sto cercando. Credo di essere un uomo che è così, che è ancora lì che sta cercando qualcosa ma non l'ha trovato, però magari mi ci sono un po' avvicinato perché ho avuto la fortuna, dopo tanti anni in cui ho fatto lavori veramente che non c'entravano niente con me, lavori anche terribili dal punto di vista della fatica e delle umiliazioni, perché in certi casi vieni anche umiliato, trattato male. Per esempio, quando ho fatto il cameriere, cioè i primi anni è stata davvero dura in certe circostanze, sia con i colleghi che con i clienti. E quindi ho questa grande fortuna adesso di fare delle cose che mi piacciono tanto, che mi appassionano, e che mi permettono, ecco, certo sono faticose, ma arrivare alla sera di dire, ah, che bello, cioè, oggi mi sono magari avvicinato un pochettino di più a quello che stavo cercando. Va bene, grazie. La prima domanda che ho preparato è per il libro Tutta la vita che vuoi, che è quello che io ho letto. E, ho notato che tra i personaggi c'è questa relazione che invece di essere più simile a un triangolo amoroso è più qualcosa di aperto, per mia interpretazione, anche si basa sulla poliamoria. E volevo chiedere a lei se questo è lo spunto che ha preso o se intendeva scriverlo più come semplicemente qualcosa di aperto e libero tra ragazzi. Ma devo dire che sono impressionato qua a Rieca, a Fiume, mi pare che sforniamo menti, cioè ragazzi sei avantissimo, quanti anni hai? 16.
Ah, mappete, bene, bene, mi fa molto piacere, mi Ma piace ti ho anche detto molto, subito che le domande sono toste, proprio toste, toste. mi piace molto anche la tua, diciamo, i colori che hai scelto per i tuoi capelli, sono molto molto belli. Se non ti spiace, potrei anche prendere ispirazione per un personaggio in futuro. Ti posso, prima di rispondere alla tua, fare io una controdomanda un secondo e chiederti come mai hai scelto due colori diversi? Perché ti senti tu che sei di due colori diversi? Semplicemente mi piaceva così. Ah, ok. Ok. Va bene. Allora, in realtà la fase, insomma, che comprende anche un po' la tua età, comincia dai 15 e arriva fino ai 22-23, è una fase fortemente esplorativa della nostra sessualità. E a me non piacciono quei libri che raccontano, come dire, la sessualità di certi ragazzi e ragazze che magari propendono più verso l'omosessualità, come se fosse una cosa tipo che lo decidi subito, no? Cioè, capisci subito cosa sei. Invece c'è tutta quella fase, appunto, dai 15, anche prima in certi casi, fino a 22-23, che sei lì che stai esplorando, cioè cercando di capire, neanche tu sai bene cosa ti piace, cosa vuoi, qual è la cosa che desideri, no? E credo che in quel momento lì, in quell'intervallo di tempo, sarebbe bello avere la possibilità, come dire, di esplorare liberamente senza il vincolo di una definizione. A, ti piace il tuo migliore amico, sei gay. Oppure B, ti piacciono due ragazzi contemporaneamente, allora vuol dire che sei una sgualdrina, no? Cioè queste definizioni qua secondo me sono del passato ormai, ci dobbiamo andare avanti, non è più così e sarebbe bello che si potesse viaggiare in questa fase senza il peso, no, del giudizio della gente, della cosa, per cui se fai una cosa... E quindi tu hai cercato di dire poliamore. Io anche so che la definizione forse è migliore e più giusta, ma anche lì io sono in difficoltà perché appunto mi sembra più che altro un cercare di capire, no? E in quel momento loro sono pieni di adrenalina. Per chi non ha letto il libro, loro hanno appena commesso un fatto molto grave, però si sono eccitati nel farlo perché insomma hanno rubato una macchina, allora sono molto presi dentro e in quel momento lì si lasciano andare, si abbracciano e in mezzo agli abbracci, in mezzo ci scappa anche qualcos'altro, è una scena molto breve, molto, però ecco che va proprio a definire, a rappresentare meglio quella sorta di esplorazione di cui ti parlavo. Mi puoi solo ripetere bene con lo spelling il tuo nome perché non vorrei sbagliarlo, perché Anna hai detto che non è tanto giusto. Andy, A-N-D-Y. Ah, Andy. Andy, ok. Scusami Andy, sì, io avevo qui, ho ricevuto le domande dalla vostra prof, allora qui mi scrive Anna, mi scuso. Non c'è problema. Direi di passare alla seconda domanda. Sì? Parliamo un po' di Claudia. Nel libro ha menzionato più volte Ritorno al futuro e mi chiedevo se lei per caso guardando il film ha preso spunto per lo sviluppo di questo personaggio. Beh, sai, quando scrivi alla fine butti dentro anche molte delle tue grandi passioni. Per esempio nel mio primo libro Pure cadiamo felici c'è la protagonista che ascolta i Pink Floyd, insomma cerchi di inserire anche queste. Io da piccolo, o meglio quando avevo l'età insomma prima, seconda media, ho visto per la prima volta Ritorno al futuro e da allora l'avrò visto credo 200 volte almeno. C'è stato proprio un periodo che lo guardavo tutti i giorni, tornando da scuola me lo mettevo su, lo riguardavo, e sempre con la suspense di dire chissà se ce la farà, chissà se ce la farà. E così poi crescendo alla fine rientra, però vedi, quando sei appunto adolescente magari le guardi o le leggi certe cose con lo spirito della gioia della storia, no? Mentre crescendo
forse riesci anche a capire qual è il perché ti piaceva così tanto. A me piaceva così tanto forse perché mi dà l'idea di che abbiamo tutti la possibilità di cambiare un po' il nostro passato. Sembra una cosa impossibile, ma questo film invece ti dimostra che si può fare anche senza bisogno di una macchina del tempo. Cioè cambiare il passato significa semplicemente guardarlo in modo diverso, cioè trovare lo sguardo che ti permette di trasformarlo. Ecco. A volte il passato ci si mette sopra come un fardello, come un peso, no? Che ci fa male, ma appena troviamo il modo giusto di guardarlo è come se cambiasse, e così cambia anche il presente dopo. E allora quando ho avuto questa intuizione, insomma, riguardo a me stesso, ho pensato, accidenti, forse anche Chloe, no? Così usa questo film e trova quel modo per guardare indietro al suo passato e cambiare un attimo il suo punto di vista. Sempre stando al tema di Chloe, alla fine del libro lei accetta il suo nome, Claudia, quindi credo che questo sia come un segno che lei è pronta ad affrontare il suo trauma. Sì, vedi, anche qua se ti piace scrivere, ricordati, Andy, che è molto importante che i tuoi personaggi nel corso del tempo abbiano un'evoluzione non solo, come dire, interiore, per cui, cioè ci deve essere anche qualcosa di esteriore che ti fa vedere che sono cambiati, no? Per esempio c'è Giorgio che balbetta all'inizio e poi a un certo punto, pam, cioè, succede qualcosa che lo fa smettere di balbettare, oppure Chloe che alla fine accetta per la prima volta che qualcuno la chiami col suo nome, o Filippo Maria che prende, va dalla mamma e fa tutto quel discorso lunghissimo, lui che è dislessico riesce a infilare un discorso lunghissimo, pieno di frasi strane, certo, però ce la fa, insomma, far accadere qualcosa di fisico, di visibile, che si veda, che mostri come il tuo personaggio è evoluto. A volte anche un taglio di capelli cambiato, una barba che prima c'era e poi non c'è più, oppure che cresce, insomma, attraverso qualcosa di visivo far vedere che un personaggio cambia. Io vivo in Friuli, Venezia Giulia, e dal 91 in poi, prima diciamo con l'esodo albanese, poi con quello successivo alla guerra insomma, tra Serbia e Bosnia e Croazia, insomma, alla guerra in ex Jugoslavia, come la chiamiamo noi, non so come la chiamiate voi. Va bene? Sì, la chiamiamo anche noi così. Ho conosciuto tantissime persone che venivano da quell'area geografica, so benissimo che sono molto diverse, cioè sono tutta un'umanità di diversità, lo so benissimo, però l'averne conosciute così tante mi ha incuriosito molto riguardo a un modo di vedere la vita, forse, che io sento poco italiano, ecco. Ed è una cosa che invidio di quello che io ho percepito, cioè la capacità il senso dell'ironia, il senso del sorriso sardonico, della capacità di sorridere anche in mezzo alla tempesta. È una cosa che noi italiani non so se ce l'abbiamo. Noi italiani siamo molto che ci piangiamo addosso, che ci lamentiamo, che siamo lì. Invece ho notato che è proprio una cosa di un sorriso, non saprei neanche bene come definirlo, ma mi ha sempre molto incuriosito e affascinato e l'ho sempre molto invidiato. E poi ero adolescente durante gli anni della guerra, appunto l'assedio di Sarajevo, la guerra in Kosovo, erano anni della mia formazione, quindi mi hanno molto impressionato le storie, il diario di Zlata, i bombardamenti della NATO, tutte queste cose mi sono rimaste molto dentro. Uno dei miei libri preferiti in assoluto proprio si intitola Venuto al mondo ed è proprio la storia di questa donna che a Sarajevo si innamora di un fotografo e
E poi è una storia bellissima, Margaret Mazzantini, vi consiglio di leggerlo se potete, veramente merita. Diciamo che quello che hai citato tu, Dormi stanotte sul mio cuore, è stato anche un po' il mio tentativo di fare, talmente mi è piaciuto quello, di fare un libro che in qualche modo fosse come quello, non la stessa storia, una storia molto diversa, ma che raccontasse più o meno quelle atmosfere, quel mondo lì, ecco. Io ho preparato 2 domande in base al libro Felici contro il mondo. Quindi la prima sarebbe la citazione iniziale, ricordati sempre la luce che sei, e mi interessa se è stata la sua ispirazione per il libro, per il racconto, oppure ha un altro significato. Grazie Alma, è una frase che dovrebbe essere come un mantra da ripetersi. Io me lo dimentico spessissimo, questa cosa della luce che abbiamo dentro, e permetto troppe volte al buio di farsi avanti e di sovrastare questa luce, quando invece sarebbe più saggio, ecco, darsi semplicemente il tempo a volte di aspettare un po', di aspettare un attimo, di fermare tutto, E lo vedo, sai, soprattutto in cosa? In tantissimi ragazzi e ragazze che mi ritrovo di fronte, che io la loro luce gliela vedo, la vedo benissimo. È proprio una roba quasi abbagliante a volte, accecante, ma per qualche strano incantesimo, come se fosse una fiaba strana, loro non sono in grado di vedere la propria, no? E siccome conosco questa sensazione, mi mette un po', mi dispiace, mi fa dire, cavolo, cosa posso fare per aiutarli a vederla? E allora ho deciso di proporre a Garzanti di scriverla proprio lì, come sottotitolo. Mi hanno detto di sì, mi è piaciuto che mi abbiano detto di sì, e in questo modo, sai, anche chi magari il libro non lo legge, la mia speranza è questa fondamentalmente. Uno magari il libro non lo legge, entra in libreria o in biblioteca, vede solo la frase e almeno si ricorda quella frase lì e magari può aiutare, perché alla fine la scrittura è a questo che dovrebbe servire, secondo me. Cioè, è scritta sui libri, ma dovrebbe uscire dai libri, dovrebbe entrare nella tua vita e far parte in qualche modo della tua vita, e farlo anche solo così, indirettamente, mi farebbe molto piacere. Siamo arrivati alla fine. Io so che voi avevate ancora tante domande da fare, ma ecco, dobbiamo finire qui. Vi ringrazio tantissimo, potete anche accendere un attimo i vostri microfoni così ci salutiamo, facciamo un po' di casino. Allora, grazie a tutti. Ok, ciao Buie, ciao Cittanova.